Buongiorno cari amici e benvenuti anche a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo degli investimenti da fare in un periodo in cui si sta avvicinando una guerra, cioè nel senso noi siamo già praticamente in guerra fornendo le armi agli ucraini e quindi senza giri di parole, senza eufemismi, senza politichese. Chiaramente per il mondo russo noi siamo a un baratro dal non ritorno. Vedete che i nostri politici cercano dietro le quinte nuovi sostegni per il gas, ma ormai chi è attaccato al gas, chi usa il metano per cucinare, ha visto schizzare alle stelle la propria bolletta e chiaramente questo è un primo passo verso la direzione sbagliata. Quindi, che lo vogliamo o no, praticamente fra un po' ci saranno razionamenti del cibo, razionamenti di qua, razionamenti di là. E il primo campanello d'allarme chiaramente è l'energia, visto che il 44% del nostro fabbisogno energetico arriva proprio dalla Russia. Il giorno che esagereremo un po', e fra un po' esagereremo per forza, ci troveremo in una situazione difficile, sia col gas che anche a livello energetico. Quindi aspettiamoci un autunno caldo e un inverno ancora più caldo, nel senso che avremo problemi e la gente scenderà in piazza a protestare. Poi, se non ci va di fortuna, inizieranno ancora quel pippone del Covid e avanti tutta. Ma chi ha già seguito il vostro Marietto ha già acquistato i sigilli di Mosè per le proprie abitazioni, per i propri familiari o i ciondoli. Detto questo, mi sono arrivate ultimamente all'orecchio gente che proprio per questo periodo difficile, no, è stata, non dico raggirata perché è una parola difficile, dura, ma diciamo, non dico neanche truffata, però in un certo senso è stata convinta, no? Dall'isola che non c'è, il solito metodo a Peter Pan, il solito metodo del menestrello, ad investire in criptovalute. In criptovalute magari anche poco, 1000, 2000 euro, quello che uno aveva in quel momento, con la promessa di facili guadagni. E in effetti poi sono tornati poco dopo con dei grafici, queste persone, con dei grafici che la persona aveva già guadagnato 100.000 euro. Ma dove sta la furberia? Dove sta l'inganno? Dove sta il furto? Dove sta la rapina? Dove sta la malafede? E che queste persone, giocando sulla mala conoscenza del cliente, gli dicono che bisogna pagare il 26% di questi 100.000 euro. E quindi se vuole avere i suoi 100.000 euro deve pagare 26.000 euro. Una fetta di persone chiaramente rifiuta, ma la fetta ingolosita dal fatto che c'è poi un 70-80.000 euro che vengono presi, vi paga. È lì che cade l'allocco, è lì che cade l'ingenuo, è lì che cade l'onesto. E perché paga? Poi dopo gli dicono magari che c'è ancora un'altra tassa del 13% e quindi alla fine la persona paga più o meno 50.000 euro per una cosa che non vedrà mai. Quindi, cari amici, dovete stare attenti anche a dare i vostri dati, le vostre firme, i vostri documenti, perché poi molte persone aprono in altre nazioni conti a vostro nome con i vostri documenti e fanno girare soldi a vostro nome che non sono realistici. Quindi mi raccomando, cari amici, attenti perché questo Bitcoin, no, sembra quasi come si suol dire, una bit inchiappettata, sembra quasi una truffa costruito soprattutto sui social. Sui social abbondano di questi venditori di fumo che procacciano clienti ingenui. Se qualcuno vi viene a proporre affari d'oro, il vostro Marietto vi consiglia un'indagine radiestesica per valutare. Molte persone mi hanno contattato, abbiamo fatto una indagine su criptovalute, su cripto diamanti, su cripto oro, insomma, oro virtuale, roba del genere, ma tutte le volte che il pendolino controllava
c'era puzza di truffa e quindi ho sempre sconsigliato chi mi contattava di investire. Chiaramente ci sono stati alcuni casi in cui il santo valeva la candela, ma in effetti anche gli interessi erano certificati bassi, perché si trattava di società grosse, tipo banche grossissime, però gli interessi erano certamente dell'1, 2, 3%, certamente validi, no? Certamente importanti, ma mai del 100%, del 200%. Quindi, cari miei, attenzione se vi vengono a proporre affari che puzzano lontani un miglio di Peter Pan o l'isola che non c'è, o insomma camminare sulle acque come altri esoteristi promettono, o risuscitare i morti, lontani come la peste. E come vi ho già detto Marietto, questo autunno sarà un autunno caldo, quindi andate nel sito Capitano, scaricate tutti i siti, tutti, scusate, i circuiti guadanti radiostesici, studiate nel sito del Capitano i vari book, anche guardate i video di Ildegara Management Veneziano, dove c'è tantissimo materiale gratuito. Bene cari amici, grazie e alla prossima, ciao.